La situazione qui a Treviso è insostenibile. Non è caduto nel vuoto l'allarmante appello del procuratore facente funzioni di Treviso Massimo De Bortoli sullo stato della procura, oberata da inchieste impegnative come quella su Veneto Banca, alle prese con una cronica carenza di organico e impotente rispetto alla messa in calendario di processi da parte dei GIP addirittura nel 2024. A farsi carico del caso è il senatore della Lega e presidente della Commissione Giustizia al Senato Andrea Ostellari. Sono in contatto con il procuratore reggente di Treviso, Massimo De Bortoli, che incontrerò anche presto. Grazie a una interrogazione della collega Ingrid Bisa, la Lega ha già richiesto un intervento da parte del Ministero circa il prossimo arrivo di nuovo personale. Ostellari ha dunque sentito direttamente De Bortoli, a cui spetta il compito di reggere la procura in questo complesso momento, in carenza di magistrati ma anche e soprattutto di personale amministrativo. 2 nuovi sostituti dovrebbero venire assegnati nel corso dell'anno, ma questo non basterà a riattivare la macchina a pieno regime. Esigenze che De Bortoli ha senza dubbio illustrato a Ostellari, che lascia intendere che le risorse per farvi fronte si troveranno. Le risorse per il settore giustizia non sono una spesa, ma un investimento per i cittadini che meritano un servizio efficiente e veloce, da nord a sud.